Come apertura ieri c'era come pubblico molto poco, come pubblico. Speriamo adesso nei prossimi giorni. Partenza in sordina per la festa dei 8 a Vicenza, un po' per le vacanze prolungate, visto ancora il caldo che imperversa, o forse più per il timore di eventuali azioni di folli attentatori. Un campomarzo blindato con all'interno le giostre, un pigro via vai di chi prepara, allestisce e controlla il funzionamento della propria attrazione. In mezzo e sul prato i soliti avventori, capannelli di migranti che riposano sotto l'ombra degli alberi, passaggi sospetti di involucri tra gruppetti di giovani italiani e non. Un tran tran che sembra non essere minimamente scalfito dalla presenza visivamente ingombrante dei grossi New Jersey in cemento, che peraltro sembrano donare una forma di tranquillità, se non di sicurezza, alla gente che passa. Mi sento più tranquilla e non lo trovo assolutamente di disturbo esteticamente, se non nella misura in cui, vabbè, bisogna evitarli, ma speriamo che per evitarli, che ad evitarli ci pensi anche qualcun altro. Io penso di sì, che sia un aiuto, anche perché eventualmente non si sa mai di cosa può succedere. Tutto potrebbe essere utile, potrebbe essere che non servono a niente, come potrebbe essere che salvano molte vite. Io ritengo che se ci sono è un bene, perché comunque la gente si sente più sicura e quindi non credo rovinino la festa. Se c'è chi con i New Jersey si sente già più tranquillo, c'è a chi invece non basta. Secondo me no, perché non è una cosa produttiva alla fine. La cosa produttiva è mettere per esempio dei carabinieri o della polizia, insomma, che guarda un po' il territorio. E poi chi è fatalista o forse semplicemente realista. Penso che comunque in qualche modo se vogliono qualcosa fanno comunque. Inevitabile chiedersi come fermare il singolo, chi estrae il coltello tra la gente e colpisce come una furia o magari sceglie di farsi esplodere. Quanti occhi, quanti agenti serviranno, quanti muri magari invisibili dovremmo costruire per sentirci veramente sicuri.